Sì, Luigi Sposato deve domandare qualcosa all'avvocato Avvocato, volevo chiederti se i cittadini sanno che è possibile, se vedono atti di violenza, denunciare. Se lo sa la gente, perché spesso le persone non sanno che possono denunciare. E cosa avviene quando c'è questo tipo di situazione dal punto di vista procedurale? Cioè, cosa vuol dire? Io vedo una persona... Vedo che una donna è vittima e denuncio questa situazione. Cosa avviene dal punto di vista procedurale? Allora, se si tratta di un reato procedibile d'ufficio, facciamo l'esempio della appunto minaccia grave detta prima, che in Veneto sarebbe il classico temasso te coppo, letto tante volte sui capi di imputazione nei processi in Veneto, perché è la realtà, ma in altre parti d'Italia cambia il dialetto e resta il concetto. Allora anche la denuncia fatta da testimone vale, esattamente come se io dalla finestra del mio studio o uscendo di qui vedessi una rapina, telefono alle forze dell'ordine e parte l'inseguimento della pattuglia di turno. È un reato procedibile d'ufficio. Se è un reato procedibile a querela, e lo stalking di regola è procedibile a querela e si hanno 6 mesi per farla, è un caso eccezionale, come nella violenza sessuale, anziché 3 mesi, proprio perché lo Stato lascia un periodo di tempo doppio alla donna perché ci pensi bene quando procede contro lo stalker, contro chi la perseguita. E se è un reato procedibile a querela, la denuncia da parte del terzo, che sia solo il testimone, non vale nulla. Quindi io direi che è molto più forte in questo una cosiddetta rete di protezione, l'avete accennata voi prima, intorno alla persona che ha consapevolezza di avere il problema. Cioè convincerla a togliersi di torno, ad andare a farsi refertare al pronto soccorso, a telefonare a un'amica o un amico, non cambia nulla quando va al pronto soccorso, perché poi queste persone saranno testimoni nel processo. È vero che l'ho accompagnato a quella certa sera, quelle ferite sono intervenute in casa che ancora la stava bastonando, quindi avere la possibilità di avere degli elementi di supporto, anche testimoniale, sono molto importanti. Chiaro. Prego, così a lei la parola. Grazie. Allora, naturalmente condivido tutto quello che ha detto la nostra Presidente, insieme stiamo monitorando un po' la situazione nel territorio delle strutture che dovrebbero essere di supporto alle donne che hanno violenza. Io però nella mia qualità di consigliera di parità sono un pubblico ufficiale, spesso queste cose non si sanno. Infatti io volevo proprio chiederle questo, sono un pubblico ufficiale che però si deve occupare delle molestie sessuali nell'ambito lavorativo, quindi questo è l'ambito in cui io opero e in realtà opero poi nei casi collettivi. Anche recentemente c'è stato un caso, un direttore che naturalmente favoriva il processo di miglioramento della situazione dei suoi dipendenti, gli orari eccetera, a secondo della disponibilità delle ragazze. Quindi è arrivato un gruppo di 5-6 donne. Non lavorativa disponibilità, disponibilità non lavorativa, extra lavorativa. Non lavorativa, certamente, disponibilità non lavorativa. Quindi era richiesto che fossero di ampie vedute? Di ampie vedute, dovevano essere di ampie vedute. Ecco, lì allora si pone un problema non indifferente, quindi bisogna convocare i vertici dell'azienda che in effetti sono venuti, abbiamo insieme affrontato il problema perché naturalmente bisogna verificare che tutto corrisponda a realtà, perché ovviamente ci sono anche situazioni in cui ci devono essere dei fatti concreti che lo dimostrano, per esempio orari cambiati alle persone che lavorano nello stesso ufficio. E dopo aver verificato questo devo dire che la reazione dell'azienda è stata positiva, nel senso che il direttore è stato spostato in tutt'altra sede, quindi quando poi si riescono ad ottenere queste cose si capisce anche che effettivamente conviene denunciare. Ecco, però in questi casi, perdonami, posso? Scusi. In questi casi la sanzione, cos'è? Una sanzione disciplinare, una sanzione, una decisione aziendale di spostamento? Quali conseguenze? Beh, io penso che sia una sanzione, cioè quando andiamo in accordo con l'azienda, è l'azienda che predispone lo spostamento, proprio quella persona è stata tolta da quella sede, trasferita e credo anche demansionata.
Ecco, quindi c'è una conseguenza Sicuramente, disciplinare. però questo è quando si va in accordo, perché altrimenti la consigliera nel suo ruolo può anche fare causa all'azienda. Perfetto, avvocato, in questo caso la richiedo No, del suo pensavo che può supporto. anche essere uno studio professionale oltre che l'azienda in generale, e allora diventa più difficile il demansionamento e il trasferimento, perché spesso Ma i fatti c'era una- diventano mobbing o altro. Certo. Questa qua può avere rilevanza penale, cioè Certo. questi aspetti, perché Il mobbing ha una rilevanza giuslavoristica innanzitutto perché consiste in vessazioni fatte nei confronti della dipendente, Sì. anche della collaboratrice, e può essere non solo creare l'imbarazzo lavorativo che la persona magari può tollerare perché ha le spalle grosse, insomma, ma può creare seri problemi, insomma, sul luogo di lavoro, può travalicare anche in fatti di rilevanza penale. Ricordiamoci solo cosa prevede l'articolo 610 del codice penale: chiunque costringa altri a fare, tollerare o omettere qualcosa. Però c'è Che l'elemento mi vale per il probatorio. lavavetro, che c'è il semaforo qua di fronte, che mi costringe a tollerare il fatto che lui mi lava il vetro. Attenzione, violenza privata è procedibile d'ufficio, cioè è un reato grave. Quindi se mi si costringe a sopportare sul posto di lavoro i toccamenti piuttosto che altri atteggiamenti che abbiano una rilevanza oggettiva, diciamo, e non solo siano percezioni, ipotesi del collaboratore, dell'impiegato, e diventa un problema serio perché diventa un reato procedibile d'ufficio. Non c'è stata- va denunciato, ci sono precedenti proprio in uno studio professionale legale, tra l'altro. Non c'è stata depenalizzazione, io glielo chiedo perché sono stato depenalizzato È stato tutto, depenalizzato il mondo, stiamo allibiti, esatto. è stato depenalizzato il mondo, un'opera di depenalizzazione andava fatta, perché come tutte le cose, se si hanno però c'è un 100.000 limite. reati da perseguire, perché tutto è penale, qualsiasi reato, c'è il tubo storto in un'azienda è penale, no? Non hai pagato l'INPS è penale, vabbè. ecco che quindi diventa un problema perché poi hai il rapinatore che ti scappa fuori dalle carceri oppure altre cose. Ecco, in questi casi qui secondo me ci vuole una corsia prioritaria. In questo era stata fatta una riforma tempo fa proprio perché le singole procure della Repubblica avevano un'autonomia decisionale nell'individuare quali tipi di reato dovevano avere il semaforo verde e passare davanti agli altri. Non è bello per chi denuncia magari il singolo furto o altre cose, però piuttosto che tutti vadano nel polverone dell'archiviazione, Diventa importante noi sappiamo questo. che molti procedimenti in tante parti d'Italia sono in uno scantinato i fascicoli, si aspetta solo che il tempo grazi l'indagato, in questo caso perché non c'è ancora un imputato, i fascicoli si riempiono di polvere fino a quando l'avvocato a un certo punto va a fare la verifica e finalmente si è prescritto perché sono passati tanti anni. Se Fantastico. posso Sì, dopo Barbara aggiungere, Codogni. volevo solo aggiungere che comunque purtroppo quando la donna è da sola spesso è vittima di ricatto e non denuncia. Deve sapere invece che esistono figure come quella mia che può anche agire in giudizio e che quindi la può sostenere e può evitare insomma che si viva così male la condizione del lavoro. Le chiedo solo una cosa, visto che stiamo facendo anche dell'informazione, a chi deve rivolgersi, cosa cerca su internet? Consigliera di parità. Perfetto. Nel sito della Regione Veneto. Quindi con la esiste consigliera proprio e quindi voi avete questo ufficio dove è possibile, dove le donne possono dove ci sono 2 persone che lavorano a tempo pieno e che di questo si occupano. Perfetto, no, io cerco di dare informazioni perché giustamente certo. chi ci ascolta vuole avere anche dati concreti. Magari potrebbe anche essere utile dire che in un caso che era stato giudicato proprio perché è avvenuto all'interno di uno studio professionale c'erano state delle vicende di privacy perché la persona molestata aveva fatto delle riprese. Allora il molestatore ha detto non le puoi usare, non le esatto, posso usare sono perché elementi validi o no? mi sto difendendo, tu stai commettendo un reato contro di me, altro che le posso usare. A Cassazione hanno detto giù dritti, andate avanti, si possono utilizzare, quindi i consigli che possono essere dati in questo caso possono essere anche sul modo migliore per attuare una strategia di difesa. Perché dato i casi di della mobbing, persona. ne abbiamo parlato anche in passato, l'elemento probatorio è aspetto rilevante, che è difficile. Io dico sempre alle persone che assisto che non basta aver ragione, bisogna dare la prova al giudice di aver ragione. E quindi reiterati E quindi la prova, non dico va costruita posticcia, certo no, ma va raccolta. Raccogliere va fatta elementi, l'attività. raccogliere testimonianze. Questa è quella Anche che si in chiama... ambiente lavorativo le testimonianze. Questa è quella che si difficile da chiama raccogliere, quello è una il problema. difesa, esattamente, una difesa attiva. Anche quando si assiste alla persona offesa, va fatta una difesa attiva anche prima di fare una querela. Si raccolgono informazioni, si raccoglie materiale proprio perché
potrebbe essere che non lo si spende subito nel fascicolo, nel procedimento, lo si tiene in un cassetto e poi successivamente, se per esempio viene chiesta l'archiviazione, dico no, ti do le prove che le cose sono molto più gravi. Chiaro. Dottoressa Trecalli deve intervenire, dopo do la parola anche a Barbara Codogni. Sì, fare un breve intervento e anche in riferimento appunto all'intervento dell'avvocato, perché parlo come responsabile di un'associazione che ha diretto contatto quindi con le utenti, un'associazione che comunque esiste da tanti anni sul territorio di Padova e che si occupa, ha 2 sportelli, quindi si occupa praticamente di proprio di intervenire sul territorio come punto di riferimento per tutte le situazioni di violenza che le donne portano costantemente, insomma, in questa associazione. Per cui io volevo chiederle una cosa, siccome le problematiche che noi raccogliamo sono praticamente, ci sono dei minimi comuni denominatori, no? Nelle domande che comunque le donne portano in riferimento a situazioni di violenza. Allora, sono 2 punti che di cui volevo parlare proprio perché fanno riferimento all'esperienza concreta, insomma, perché da un lato ci sono gli aspetti burocratici, legali, ci sono le leggi, però poi c'è anche la concretezza delle situazioni che non sempre in qualche modo si sposa bene con interventi, strumenti che le donne hanno a disposizione, oppure anche con la rete, no? Il Presidente della Commissione Pari Opportunità parlava della rete di cui noi facciamo parte. Quindi ecco, volevo sollevare queste 2 questioni. Allora, da un lato mi sento molte volte richiedere comunque dalle donne e dalle utenti di dare delle sicurezze, come dire delle garanzie o rassicurare rispetto alla possibilità di applicare questi provvedimenti. Non so, mi riferisco per esempio al provvedimento di allontanamento, oppure lei parlava dell'ammonimento, e di come molte volte comunque ci troviamo anche noi ad avere comunque a fare i conti con il rallentamento comunque dell'applicazione di alcuni provvedimenti o comunque con questa burocrazia che non sempre dà delle risposte alle donne rispetto anche a quello che è il loro stato emotivo, il loro stato di sofferenza, perché pensiamo che non tutte le donne poi hanno la possibilità di essere ospitate o accolte in case di accoglienza, perché le case di accoglienza, che comunque garantiscono anche questa protezione, hanno un numero di posti molto limitati e i criteri di selezione o comunque di accoglienza sono molto stretti, in particolare mi riferisco a situazioni che hanno comunque con la presenza di minori, quindi sono situazioni molto delicate, o di donne che proprio non hanno nessuna rete, come dicevamo prima, di sostegno familiare. Però ci sono anche tante donne, tra le altre cose, tra parentesi, facendo riferimento a questo intervento, tante donne italiane che comunque non hanno rete, anche perché la rete magari ce l'avrebbero, ma per retaggi culturali o familiari comunque vengono rispedite al mittente, cioè nel momento in cui la donna porta in famiglia la problematica della violenza, molte volte non viene accettata, quindi si sopporta, comunque resisti, ecco, questo è l'aspetto culturale che andrebbe cambiato. Ecco, allora mi chiedo, come operatrice, se lei ci può dare un suggerimento, comunque un consiglio su come effettivamente come la legge è cambiata, come si è perfezionata e come può garantire una sicurezza anche alla donna che nel momento in cui viene da noi e dice bene, ho questa situazione, non so, di stalking per esempio, faccio l'ammonimento, bene, ma quando faccio l'ammonimento che cosa mi succede? Effettivamente nel momento in cui torno a casa posso essere ulteriormente comunque perseguitata, oppure nel momento in cui il mio partner viene richiamato per essere ammonito, che tutela ho? Ecco, questi secondo me sono veramente le informazioni che andrebbero date alle donne, molto più che tante informazioni, non so, sulla legge e quant'altro, perché in realtà è quello che poi motiva di più la donna a denunciare o comunque a rivolgersi alle istituzioni di servizio o comunque andare avanti nei procedimenti di segnalazione di questi reati. Esatto. Questa è una cosa, e poi un'altra cosa, poi dopo volevo parlare di che cosa effettivamente si può fare poi per dare a queste donne comunque degli strumenti che io ritengo sia molto importante per uscire da situazioni di disagio. No, infatti dopo di questo affrontiamo. Allora la risposta, l'avvocato che ha interpellato, la Presidente o l'avvocato? L'avvocato in primis, sì, mi sembra, almeno la problematica che io sento più vicina, al quale mi trovo a rispondere molte volte alle donne. Che è quello che ci hanno scritto tante persone sostanzialmente, che alla fine chiedono concretamente che tutele ci sono. Allora, diciamo che sicurezze su quale sarà il corso del procedimento non ci sono, per quello che ci siamo detti prima. I procedimenti sono amministrati da uomini, da donne, le stesse forze dell'ordine, vivono i drammi del quotidiano e quindi... Mi permetto sicurezze, io volevo solo cenni di tutela, la tutela. Esatto, allora i mezzi di tutela, il primo da dire secondo me è che se ci sono fatti di stalking
come nel caso di violenza sessuale, la legge 119/2013 ha consentito, e anche poi il sistema è diffuso, di usufruire del gratuito patrocinio, cioè nominando un legale di fiducia, se è iscritto in determinate liste presso il Consiglio dell'Ordine, si può fare una verifica al Consiglio presso ogni tribunale, si ha diritto ad avere l'avvocato pagato dallo Stato, quindi non è gratuito perché lo paga lo Stato, lo paga in misura assolutamente ridotta, però c'è questa forma di sostegno, ma la particolarità è che viene fatto in deroga ai limiti di reddito, cioè mentre per usufruire del cosiddetto gratuito patrocinio la vittima del reato deve avere circa 1.000 euro al mese, che poi si somma questa cifra con un'altra percentuale per i familiari che stanno con lui. Questa può essere anche una persona ricca, una donna manager che quindi ha la sua realtà, ciò nonostante quando è vittima di violenza è uguale a quell'altra. Lo Stato dice: se sei vittima di questo tipo di violenze, l'avvocato, se te lo scegli in questo elenco, te lo paga lo Stato. Quindi questa è una prima garanzia per dire c'è una forma di tutela oggettiva, usufruiamone. La seconda, la richiesta di ammonimento viene fatta in prefettura ed è un procedimento amministrativo, è quello che ho detto prima. Secondo me, quando la cosa prosegue, perché spesso ai noi prosegue, si può, oppure se sin dall'inizio la cosa esplode in modo plateale, si può fare una richiesta di una misura cautelare al giudice, quindi al pubblico ministero che poi lo chiede al giudice, ed è una richiesta, la norma è il 282 ter di procedura penale, un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Questo vale per i luoghi che nell'ordinanza solitamente devono essere specificati. Può però viene violata tante volte. Finisce dritto in galera, perché se viene violata la misura cautelare arriva un siluro, lo prendono e lo portano in gabbia. La chiave la fanno di ghiaccio e resta lì. Questa cosa comporta il divieto di avvicinarsi a 200 metri dalla persona, anche se si sposta in altre zone. Quindi è come se fosse lei ci fosse un ombrello protettivo. Quindi poi la Cassazione si è pronunciata sì, però se ti incontri con quella persona che era, e tu avevi la misura, ma l'incontro è casuale, a condizione che te ne vai via subito, che inverti la rotta e te ne vai, allora non sei punibile per aver violato questa norma, ma deve trattarsi di un incontro casuale. Altrimenti la misura è molto forte, il problema è un altro, è che viene concessa raramente. Però io ho dei dati che raramente dalla magistratura, esattamente, la donna lo chiede, la magistratura non gli dà la misura. Questo è un problema reale. No, ma il problema secondo me è ancora peggiore, purtroppo, perché noi vediamo che quasi tutti i casi, diciamo, di femminicidio, quindi parliamo della situazione di violenza che finisce nel modo più tragico, perché attenzione che un conto è il femminicidio, un conto è la violenza sulla donna, cioè noi abbiamo dei numeri del femminicidio, ma ci sono dei numeri, tra l'altro molti sommersi, di violenza sulle donne che sono raccapriccianti, alcuni li abbiamo visti prima, ma quasi tutti i casi di femminicidio sono commessi da persone che erano soggetti a queste misure cautelari. Allora infatti le dico subito, e che regolarmente li violavano. Allora il 16,7% dei casi di femminicidio è stato preceduto da violenze note, denunciate, tra cui anche lo stalking, e quindi 3.466.000 in Italia, secondo l'Istat, sarebbero state le donne che nell'arco della propria vita avrebbero subito stalking, atti persecutori denunciati. Assolutamente. Il problema, come sempre, viene mostruosi. Perché poi il problema italiano, ripeto, non è le normative ci sono e sono fatte anche abbastanza bene solitamente. Però poi il problema è l'efficacia, perché il sistema burocratico italiano, compreso quello della giustizia purtroppo, spesso fagocita anche le migliori intenzioni. Per cui la domanda che facevo io prima sul fatto di far fare l'ammonimento, meno tramite... Insomma, se poi uno torna a casa e il compagno violento, dopo essere stato ammonito, decide di dar di matto, cosa già vista... Certezza della pena. È un dramma, è un dramma. Allora, secondo me, quello che... Ovviamente l'ordinamento giudiziario e penale è un conto, quella che è ovviamente la rete o la pubblica amministrazione è un altro, sono due campi diversi che mirano allo stesso obiettivo. Quello su cui secondo me bisogna investire, oltre l'abbiamo detto la cultura, quindi un intervento culturale già dalle scuole, ma già dai bambini,
per spiegare che certe cose non si devono fare? Per gli uomini maltrattanti, Presidente, cosa No, ma non andiamo fuori campo. È un argomento... Un'altra puntata. Un'altra puntata, no, perché se no non ce la secondo me facciamo. è incrementare la rete di cui fa parte anche l'associazione Progetto Donna, perché quello che manca alla donna, proprio anche nell'essere accompagnate dall'avvocato, dai carabinieri, ad uscire di casa, è la rete. La rete deve essere incrementata, aiutata, e le istituzioni devono andare in questo senso. Io voglio sentire Barbara Codogno e anche la nostra imprenditrice, che però fa parte di Confcommercio Donna, quindi può dare ulteriori rapporti dopo la pubblicità. Tra l'altro anche perché Barbara Codogno, oltre che scrittrice, è mamma, ha un figlio, per cui voglio punzecchiarla anche su questo argomento come responsabilità di donna. Poi le domande Luigi Sposata e le altre. Pubblicità, pochi secondi.